Il disruptive learning è ritornare alla persona a cui è permessa di liberare la propria intelligenza verso una nuova creatività, sia dal punto di vista umano che professionale. Le capacità sempre più importanti nella vita sia umana che professionale della persona sarà quella proprio di liberare le intelligenze multiple, che sono la cosa più bella che abbiamo come umanità. La mia visione della Verona del 2050 è una Verona totalmente disintermediata da processi che daremo da fare all'intelligenza artificiale o alle tecnologie, e dove noi potremo pensare a qualcosa che fa bene a noi stessi e agli altri, per cui anche i nuovi lavori saranno centrati sul benessere della persona umana.